persona molto fortunata, a Napoli si dice che te ne cula, te ne mazzo. Anzi, più grosso è, maggiore è la fortuna. Che volgarità direte. E vi dimostrerò che non è affatto così. La cultura partenopea affonda le sue radici in una storia millenaria. Il primo a sostenere che la fortuna fosse nel culetto, nel lato B, nel sedere, ecco per dirla in maniera più edulcorata, fu addirittura Ippocrate da Cos, il padre della medicina moderna. Lui per primo sostenne che alcuni valori, alcuni sentimenti umani erano negli organi del corpo. La memoria era nel cervello, diceva Ippocrate, l'amore nel cuore, il coraggio nel fegato, diceva Ippocrate. E infatti ancora oggi diciamo hai avuto fegato, hai avuto coraggio, la paura nei reni e naturalmente la fortuna era nel culo. E questo si spiega semanticamente perché si sosteneva che chi ha tanta fortuna magari non è costretto a lavorare tanto e quindi passa tante ore seduto e il culo naturalmente gli si allargava. Ma Ippocrate non fu completo e ci è voluto il popolo napoletano insomma per completare le tesi di Ippocrate. La rabbia, dice il popolo napoletano, è nello stomaco, ma fatta un fracetà o stomaca. Fare il controvoglia è nell'intestino, stai facendo cose che stendino in mano. Ecco, il napoletano ha individuato altri organi del corpo dove altri sentimenti risiedono, ma ce n'è uno che lascio alla vostra immaginazione, che è la noia, lo sfastidio, quando veramente stai ascoltando uno da 3 ore e non ce la fai davvero più. Quello è in un organo del corpo molto particolare e i napoletani che stanno ascoltando sapranno sicuramente a cosa mi sto riferendo.